Allora, buonasera a tutti, benvenuti alla libreria Italy Post, salutiamo anche gli amici che sono a casa. Oggi siamo qui per presentare il libro curato da Gianfranco Bologna, Una terra per tutti, e ospite anche qui in libreria Stefano Fracasso. Beh, Gianfranco Bologna è presidente onorario della comunità scientifica WWF Italia e membro anche del Club di Roma. Ha curato questo libro molto interessante. Invece Stefano Fracasso, politico, già sindaco di Arzignano, ed è anche autore di un libro del titolo Per un pugno di gradi, da Vaia all'Acqua Granda, la svolta energetica per cambiare il Veneto. Allora, prima di, diciamo, affrontare le tematiche del libro curato da Gianfranco Bologna, vorrei, se il dottor Bologna mi dare queste delucidazioni su come è stato strutturato questo libro, cioè da dove viene, chi l'ha scritto, chi sono appunto quelli che gli studiosi, i ricercatori che hanno scritto questo libro. Allora, buonasera a tutte e a tutti. Allora, vi dico subito che mi permetto di fare già una grande reclama a questo testo, perché credo che sia, ed è il motivo per cui lo suggerisco a tutti, e poi vengo subito alla Sì. risposta alla tua domanda. E credo che oggi come oggi, in tutta la letteratura esistente su questi argomenti, questo volume è il volume che mette a sistema nella maniera più, mi permetto di dire, più intelligente, più ehm, divulgativa, ben spiegata, anche una bella lettura, nel senso che non è facile, perché quando si fanno rapporti di questo tipo potete immaginare c'è sempre la tendenza ad avere preoccupazioni di non aver detto qualcosa, di non aver dato dei dati più dettagliati su qualcos'altro, eccetera. Non a caso l'iniziativa Earth for All è un'iniziativa che viene supportata da un sito internet nel quale tutti voi potreste trovare gli approfondimenti tecnici per tutto quello che è stato prodotto e viene messo in questo volume. Quindi, in parole povere, il rapporto nasce proprio da una grande iniziativa planetaria del Club di Roma. Allora, due parole sul Club di Roma, perché forse molti non se lo ricordano, non lo conoscono bene, perché è un think tank internazionale nato nel 1968 per iniziativa di un grandissimo italiano, che era Aurelio Peccei, che paradossalmente era un economista e aveva un ruolo di industriale, era un dirigente industriale. Ha lavorato alla Fiat, ha lavorato all'Olivetti, ha lavorato in tante altre strutture e aveva una visione straordinaria di quello che poteva essere il nostro futuro. Sottolineo il 68 perché il 68, sapete meglio di me, è stato un anno molto particolare, no? Anche per la, chiamiamola così, la rivolta, tra virgolette, dei giovani, il senso di... Erano degli anni molto particolari perché c'erano gli anni, erano anni di guerra fredda, erano gli anni in cui cominciava la cosiddetta lotta nello spazio, no? Quindi nel 69 siamo andati sulla Luna, c'è stato il primo allunaggio umano sulla Luna. Quindi e tutti erano un po' imbevuti dal benessere, dal fatto che la tecnologia... Avevamo sempre di più quella sensazione che la specie umana potesse essere una qualcosa oltre la natura, al di sopra della natura, e quindi il sistema economico che avevamo creato, che abbiamo mantenuto ben forte nell'arco del tempo, era un sistema economico che invece Aurelio Peccei cominciava a vedere come un grosso problema, perché capiva che era un sistema economico che produceva disuguaglianza, capiva perfettamente, anche perché aveva fatto esperienza nei paesi cosiddetti terzi, paesi del terzo mondo, allora così si diceva, e quindi lui disse che bisognava in qualche maniera svegliare l'opinione pubblica e mettere insieme le migliori teste mondiali che fossero interessate a capire come potesse essere il nostro futuro e come potesse essere possibile conoscere allora come dire, quelle basi fondamentali che potessero indicare gli eventuali cambi, le eventuali modifiche da fare. E per cui nel 1968 riunì una serie di personaggi di varie parti del mondo all'Accademia dei Lincei a Roma
E la riunione non fu molto produttiva, ma la sera a cena in 5-6 misero in piedi il Club di Roma, chiamato così proprio perché la prima riunione fu fatta a Roma, ma era un club internazionale, era ed è tuttora un club internazionale. Da allora ad oggi il Club di Roma ha pubblicato 54 rapporti, questo qui è l'ultimo rapporto. Questo non a caso è il secondo che abbiamo fatto l'anno scorso, che erano i 50 anni dal primo rapporto, che era quello del 72, i limiti alla crescita. Si chiama The Limits to Growth, i limiti alla crescita, che fu tradotto subito a livello italiano da Mondadori e che ebbe un successo strepitoso, ma anche fu attaccato da tutti. Perché ebbe un successo strepitoso? Perché Aurelio Peccei ebbe questa grande idea di affidare a un gruppo di giovani PhD di uno dei più grandi studiosi internazionali, colui che aveva fondato la dinamica dei sistemi, che si chiamava Jay Forrester, il primo modello mondiale, cioè per la prima volta con i computer questi giovani, devo dire molto molto in gamba, misero in piedi un modello per capire come alcune variabili che riguardano il modo di stare al mondo, quindi posso dire gli alimenti pro capite, la crescita della popolazione, il prodotto industriale lordo pro capite, l'inquinamento, l'uso delle risorse, sono quei elementi fondamentali che costituivano i contenuti di questa prima applicazione di un modello mondiale. Apro una piccola parentesi per dirvi che all'epoca un computer era grande quanto una stanza, cioè noi oggi non siamo abituati, non abbiamo e addirittura come oggi siamo tutti imbevuti del concetto dell'intelligenza artificiale, quindi pensiamo che poi l'intelligenza artificiale sostituirà persino l'intelligenza umana, cosa che vabbè, poi se volete si parla di questo ma è un altro paio di mani. E, il problema è che, cioè l'idea era che in qualche modo le persone vedevano il computer come un qualcosa che dicesse non dico la verità, ma insomma era come dire fuori senza sapere che ovviamente siamo, cioè, adesso è offensivo dire senza sapere, ma insomma l'opinione pubblica generale, l'idea che poi i dati nel computer ce li mettiamo noi, gli esseri umani, loro misero in piedi questo primo modello mondiale che si chiama World 3, Mondo 3, perché erano stati fatti l'1 e il 2, proprio per capire il discorso non era la previsione, il discorso erano degli scenari, cioè che cosa può accadere se noi dovessimo andare in una direzione o in un'altra. Erano 12 scenari, uno di questi, come potete immaginare, si chiamava quello scenario BAO, business as usual, fare come se nulla fosse, quindi cioè non cambiare nulla, continuare facendo in modo che ci sia una crescita di questi fenomeni come era stato previsto e come era in base ai dati che avevamo allora. E inutile che vi dica che la previsione era nell'arco dei prossimi 100 anni e si individuava una dimensione di crisi molto significativa proprio nella prima parte del secolo attuale. Nella prima parte intorno proprio agli anni tra, che vi posso dire, 2030, 2040, e dove si cominciavano a vedere che queste curve avevano una sorta di overshoot e addirittura poi altri volumi ragionarono sul problema del collapse, cioè di quanto questo potesse provocare un collasso. Insomma, per farvela in breve, vi chiedo scusa perché forse l'ho fatta non breve ma lunga, diciamo, però era per dare l'introduzione a tutta questa vicenda. Tutti gli altri rapporti che ci sono stati poi hanno condotto a questo qui, che tra l'altro ha tra gli autori uno degli autori originali del rapporto di allora, che è Jürgen Randers. Jürgen Randers era uno dei PhD del gruppo di Jay Forrester, che come vi dicevo è stato il fondatore della dinamica dei sistemi all'MIT di Boston, che come sapete è uno dei più grandi centri mondiali di ricerca, e per tutta la vita ha continuato a lavorare su questo, è professore emerito di Climate Strategy alla Business School della Norvegia e ha continuato a lavorare su questi temi e ha messo in piedi questo modello Earth for All insieme a tutto un team straordinario, avanzatissimo, eccetera, che però richiama un po' il concetto di allora, cioè che cosa accade se? E in questa condizione loro hanno privilegiato l'idea di mettere in piedi due scenari. Uno scenario si chiama Too Little Too Late, troppo poco troppo tardi,
e mi permetto di dire che quello che abbiamo di fatto praticato nei 50 anni dal primo I limiti alla crescita ad oggi, quando abbiamo fatto uscire alla fine dell'anno scorso questo volume, e l'altro invece è il giant leap, che vuol dire il grande salto, il salto da gigante. E ovviamente il rapporto cerca di dimostrare devo dire, in una maniera straordinaria, e credo che sia una lettura veramente fondamentale per tutti, cerca di dimostrare l'importanza di andare verso il giant leap, e non solo l'importanza, ma anche la praticabilità del giant leap. Ma la cosa, a mio avviso, ancora più importante di tutte è che addenta il problema centrale che tutte le altre questioni che hanno a che fare con la sostenibilità spesso, come dire, ci girano attorno, no? Ma nessuno lo acchiappa, che bisogna cambiare il sistema operativo della nostra economia, della nostra intesa economia mondiale, dando una chiave di lettura a tutto quello che è avvenuto nell'arco degli ultimi decenni, che francamente è dimostrato dai fatti. E quindi qui escono fuori questi 5 grandi cambiamenti, questi loro hanno chiamati turnarounds, quindi le grandi leve di cambiamento che dobbiamo mettere in piedi, che riguardano dei temi che finalmente fanno capire a tutti come la sostenibilità è un incrocio straordinario tra questioni sociali, economiche e ambientali. Cosa che viene sempre detta e ripetuta ogni volta, e ogni volta che si ripete sembra sempre che cioè, è troppo ambientale la sostenibilità, è troppo sociale. No, la sostenibilità è la vita di noi tutti. Se noi non abbiamo un modo di essere sostenibili, e il Club di Roma lo disse in maniera chiarissima col rapporto iniziale, il rapporto ai limiti alla crescita alla fine dava, se volete, la più chiara indicazione di che cos'è la sostenibilità. È impossibile continuare una crescita materiale illimitata, continua, indefinita in un mondo dai limiti biogeofisici definiti. Punto. Questo è un po' il. Questo è chiaro che è un tema che non si fa fatica a ingoiare, no? Perché se dobbiamo ragionare su questo, allora dobbiamo capire che qual è lo spazio ambientale e sociale di ciascuno di noi. Siamo 8 miliardi. Io sono nato, adesso faccio 70 anni, il primo maggio festa del lavoratore. Faccio 70, ho avuto il grandissimo piacere di avere come maestro proprio Aurelio Peccei, non solo lui, ma altri straordinari personaggi italiani che hanno fatto parte del Club di Roma, e poi ho quelli internazionali ovviamente, perché non solo, e chiudo rapidamente per dirvi che tra gli autori abbiamo il più grande esperto planetario di quella che viene chiamata scienza del sistema Terra, che è il grandissimo Johan Rockström, che è uno svedese, che peraltro attualmente è anche co-chair della Commissione della Terra. Cioè gli scienziati hanno messo in piedi una commissione della Terra che mette insieme scienziati sociali e scienziati, chiamiamoli così, naturali, e lavorano insieme per capire qual è lo spazio operativo e sicuro dove e come poter praticare la sostenibilità. Quindi abbiamo a che fare con dei personaggi di grandissimo rilievo, ed è il motivo per cui attorno a questa iniziativa, come parlavo prima con gli amici della chiacchierata odierna, abbiamo messo in piedi anche questa grande iniziativa. Adesso mi dispiace, faccio reclamo a Repubblica, La Stampa, diciamo al gruppo Gedi, ma quest'anno loro come Green and Blue Festival sarà tutto dedicato, si chiama Una Terra per Tutti, sarà dedicato a questo rapporto, ispirato da questo rapporto. Abbiamo già fatto vari eventi, e chi di voi per caso avesse comprato o La Stampa o Repubblica il 22 di aprile, Giornata della Terra, avrà visto addirittura 8 pagine che si chiamavano Una Terra per Tutti, con gli articoli degli autori del rapporto. Quindi è stata come dire, una joint venture che secondo me è molto importante. Un'altra l'abbiamo avuta persino, lo raccontavo prima, con il CNEL, che è il Consiglio Nazionale per l'Economia e il Lavoro, e che adesso, come sapete, cambierà presidenza, avrà una presidenza con un nuovo governo, e ci sarà l'onorevole Brunetta a fare il presidente. Finora c'era l'onorevole Treu, che è stato anche ministro del lavoro, e abbiamo cercato di lavorare per fare in modo che un organo costituzionale, dopo anche il bellissimo passaggio dello scorso anno dell'inserimento in Costituzione all'articolo 9 e all'articolo 41
dei grandi temi legati alla tutela dell'ambiente, quindi alla tutela della biodiversità, degli ecosistemi, proprio nello spirito dell'equità e della giustizia intergenerazionale nei confronti dei giovani, perché io direi che il giovane oggi si prende un mondo in eredità che abbiamo prodotto come l'abbiamo prodotto, e quindi c'è una responsabilità enorme. Ha un ruolo, credo, il CNEL molto interessante per poter diventare un Consiglio nazionale di economia e lavoro e perché no della sostenibilità. Quindi con loro abbiamo fatto sia la presentazione ufficiale del volume e soprattutto dell'iniziativa, e qui chiudo perché l'iniziativa ha in mente anche di mettere in piedi come posso dirvi, delle assemblee dei cittadini organizzate, fatte bene, insomma, quindi ben mirate, no? Dove chiunque, come dire, si sveglia la mattina e dice quello che ha sognato la notte, per cercare di capire come poter rendere operativi questi famosi 5 turnarounds. Grazie, io chiederei a Fracasso se insomma, in questo libro poi la sostenibilità e il rapporto tocca temi enormi, dall'emancipazione alla questione alimentare, il capitalismo, la politica, quindi le chiedo intanto una riflessione su questo libro, cosa l'ha colpita e insomma se trova degli spunti anche per la politica, insomma. Intanto io mi ricordo la prima edizione dei limiti dello sviluppo, forse Filiberto se la ricorda, ma non lo so. Uscì da Mondadori, c'era una collana Est, edizioni scientifico-tecniche, era proprio una cosa. E, l'hanno tagliata allora. Comunque ebbe un'eco, una risonanza, parlo per l'Italia, insomma, anche nel mondo politico notevolissima, perché già il titolo, insomma, no, mettere in questione lo sviluppo rappresentava che era la crescita nel titolo originale, ma nella traduzione italiana era appunto sviluppo, e risultava, immaginatevi, insomma, metà anni 70, c'era proprio... E quello è uno dei libri che ha, a mio avviso, ispirato anche l'ambientalismo scientifico italiano, insieme a Barry Commoner, no, cioè, voglio dire, quell'ambientalismo che assumeva il lavoro della scienza, dell'analisi economica, eccetera. Vabbè, allora, a distanza di decenni, cosa dire? Beh, innanzitutto, qui il lavoro di modellizzazione, voglio dire, è andato a fattore esponenziale e si capisce, perché poi se qualcuno ha la pazienza di andare sul sito e vedere quelli che sono i documenti preparatori di questo testo, sono di una qualità e di un livello assolutamente straordinario, settore per settore, che è analizzato. Questa è la prima. La seconda è che rispetto a quello qui c'è una attenzione, un'analisi e una visione delle questioni sociali e economiche, l'ha già detto Gianfranco, che non erano presenti, quantomeno la questione sociale non al livello in cui viene elaborata qui. No? Qui parliamo di distribuzione dei redditi, di diseguaglianze, di partecipazione delle donne, ma non solo, insomma, quindi entriamo in una modellizzazione anche raffinata, perché ovviamente come può evolvere la politica sociale di un paese? Ma ecco, questo. E poi, a mio avviso, allora la modellizzazione era guardata con sospetto, oggi la modellizzazione è, come dire, la regola, non solo per le previsioni del tempo. Tra l'altro adesso il grande centro di elaborazione viene a Bologna, no? Quello che c'è già, vabbè, ma i rapporti dell'IPCC, cioè il panel intergovernativo sui cambiamenti climatici, fanno larghissimo uso della modellizzazione, cioè è entrata proprio, no, in maniera prepotente e questo è il primo. Qualche considerazione politica, ecco, ma le lancio un po' anche provocatoriamente a Gianfranco. Uno, a differenza della discussione che ci fu tra finire gli anni 70 e 80 e inizi 80,
dove peraltro in Italia, come in altri paesi europei, nacquero i Verdi, no? Proprio quella a metà anni 80, poi di. Oggi io non vedo nel mondo politico, quantomeno italiano, poi Franco ha una visione molto più globale, non vedo una risonanza dei temi che vengono posti sistematicamente da questo testo e comunque dai lavori del Club di Roma e dai lavori, insomma, di questo tipo. Sì, qualcosa viene raccolto, ma voglio dire, noi vediamo la questione energetica, insomma, siamo stati lì perché con il conflitto c'era il problema del gas, ma abbiamo trovato quei rigassificatori, eccetera. Insomma, la discussione è quasi chiusa, poi non parliamo delle nomine alle grandi società di Stato come Enel e Eni che ripropongono una questione di politica energetica che poi qui è uno dei 5 grandi temi. Quindi non vedo questo e quindi la prima te la dico. Perché in Italia oggi nel mondo politico in generale non si apre una grande discussione come ci fu in quegli anni in cui uscì il primo rapporto? Provoco adesso Filiberto. L'unico partito che negli ultimi anni aveva raccolto quantomeno le parole d'ordine erano i 5 Stelle, perché dal tema dell'energia a quello del reddito e cittadinanza, no? Quindi no, abbiamo abolito la povertà. E le 5 Stelle nascono come un sistema di etichetta che veniva dato ai comuni che facevano la differenziata, ok. In qualche modo credo che la partecipazione, uno vale uno, via. Lo dico in termini di parole d'ordine, poi come tradotto in politica è un'altra cosa. Però non vedo oggi nessun'altra forza politica che assuma con pienezza la questione economica e sociale e ambientale della sostenibilità. Questa è la mia, e vengo dal PD, quindi capite che prima cosa. Seconda questione. Indubbiamente il Club di Roma, Aurelius, aveva un'idea di una globalizzazione del volto umano, cioè il fatto che il grande colloquio della scienza mondiale e la produzione di scienza mondiale producesse non solo il rapporto, ma producesse delle politiche anche globali all'altezza di questa sfida. Oggi vediamo un arretramento, una virgolette deglobalizzazione, cioè le politiche economiche cominciano a diventare protezionistiche. Altra questione, voglio dire, come si misurano queste con fenomeni evidenti, no, di minore interdipendenza, non tanto scientifica, ma quanto economica e via. E poi, insomma, l'ultima che metto lì è non c'è dubbio che questo lavoro abbia bisogno, come dire, di soggetti sociali, economici, politici, a livello anche come dire, dei territori, non so come altro tradurlo, insomma, no? Ecco, tu hai annunciato prima queste assemblee che intendono accompagnare questo libro. Però questa è un'altra ecco, domanda che ti faccio, cioè in Italia è così, in altri paesi il cammino del libro, più che il cammino del libro, insomma della proposta, no, del Club di Roma, ha assunto, come dire, dei profili più sociali, in termini di movimento, di mobilitazione, di opinione. Io dunque, prima di risponderti, diciamo, volevo sottolineare una cosa che secondo me è la più importante ed è drammatico che non venga mai posta, non so come dirvi. Cioè io nella mia esperienza, potete immaginare, ho cominciato a lavorare su questi temi nel 1970.
oso dire che ne ho viste di tutti i colori, nel senso che ho avuto modo di incontrare presidenti della Repubblica, presidenti del Consiglio, segretari di partito, eccetera, eccetera. E mai ho trovato più appropriata una frase bellissima di una grande geologa che si chiama Marcia Björnerund, che ha scritto un libro, ne ha scritti diversi, ma questo Il tempo della Terra è un libro bellissimo, dove lei dice, vi chiedo cortesemente di sottolineare bene questa frase. Lei dice: l'ignoranza della storia planetaria mina alle fondamenta qualsiasi ambizione di modernità. Traduco, io penso che sia chiarissimo, ma traduco. Non a caso io nel mio ultimo libro, Noi siamo natura, non solo cito questo, dico secondo me anche l'ignoranza della storia dell'universo. Cioè, in parole povere, noi abbiamo un'ignoranza scientifica da brivido. In tutte queste esperienze che io ho fatto in questi decenni, parlandovi appunto dei vari incontri politici, eccetera, il politico medio non ha la più pallida idea di che cosa significa, non dico un'era geologica, ma di che cosa significhi la tettonica a placche, di che cosa significhi il vulcanesimo, di che cosa significhi non so, proprio c'è un'ignoranza crassa, nel senso che io una volta, piccola parentesi, ci fu un parlamentare che fece una mozione firmata da molti anni fa, credo fosse un governo Berlusconi, in cui diceva il cambiamento climatico di origine antropogenica è una balla, basta, facciamola finita con questi studiosi, traduco in maniera molto semplicistica. Allora io non riuscivo proprio a capire, gli chiesi un appuntamento, ci siamo visti sotto al Senato a prendere un caffè e io ho cercato di raccontare che cosa significhi il cambiamento climatico, ma non in maniera presuntuosa, perché arriva uno che ti dice come sta, che non sono neanche un climatologo, quindi immaginatevi, ma proprio i fondamentali, quelli che una volta teoricamente si devono anche studiare, diciamo, insomma, un po' nelle scuole all'inizio, no? Poi ovviamente abbiamo un insegnamento che è quello che è, non dal punto di vista, io sono sempre stato affascinato dalla complessità della visione sistemica, perché noi guardiamo una realtà a spicchi e quindi non abbiamo mai quella cognizione di mettere insieme i puntini, che è una cosa difficile, molto difficile. Però insomma, viva Dio, uno spera che soprattutto chi ha ruoli di un certo rilievo. Insomma, per farvela in breve, dopo tutta questa discussione lui mi dice, ma sa che lei certo mi dice delle cose molto interessanti, però sa che cosa le dico così a conclusione? Noi siamo qui e i dinosauri si sono estinti. A quel punto, come dire, ho avuto la conferma per me proprio sconcertante di quello che ho sempre pensato. Cioè, costui non aveva la più pallida idea che i dinosauri fossero estinti 65 milioni di anni fa e che 65 milioni di anni fa non c'è neanche ma lontanamente neanche un osso che appartiene a qualche specie di ominide. Gli ominidi sono cominciati a esserci, diciamo tutti i dati che abbiamo a disposizione, intorno a 5-6 milioni di anni fa, ma ominidi di origine, non Homo, non il genere Homo. Il genere Homo ha cominciato 2 milioni di anni fa. 2 milioni di anni fa. La Terra ha 4,6 miliardi di anni. Allora, perché vi sto dicendo questo? Perché spiegare che l'ultimo spicchio del tempo geologico che noi abbiamo diviso, come studiosi geologi hanno diviso in quello che si chiama Geological Time Scale, quindi la scala geocronologica della Terra, si chiama Olocene e viene indicato in partenza da 11.000 anni fa ad oggi. 11.000 anni fa ad oggi. Tutti noi sappiamo, avendo studiato, che 11.000 anni fa, come dire, la specie umana ha cominciato a passare da una fase, come dire, di cacciatore-raccoglitore a una fase di stabilizzazione, perché ha cominciato a coltivare delle piante, allevare delle piante, poi piano piano ha cominciato ad allevare anche degli animali e quindi è cominciata, come dire, quella inizio di significativa trasformazione dell'ambiente naturale. Andare a spiegare a un politico che il tempo, il clima, anzi scusatemi, il clima, quindi non meteorologia ma climatologia, il clima in questi 11.000 anni ha avuto una situazione di stabilizzazione
dinamica, perché tutto è dinamico, la natura è dinamica, l'evoluzione è dinamica, il clima è dinamico, la terra è dinamica, ma dove c'è energia è tutto dinamico. Se non ci fosse energia non ci saremmo neanche noi, saremmo tutti, non esisterebbe la vita, non esisterebbe nulla, neanche l'universo. Infatti la morte termica dovrebbe essere quando non ci sarà più energia. Allora, in parole povere, capire questo concetto che è banalissimo, cioè dire, signori cari, noi siamo riusciti a passare dall'agricoltura alla civiltà attuale, con 8 miliardi di persone, con aver colonizzato il pianeta, abbiamo trasformato per il 75% tutte le terre emerse, da quelli che erano gli ambienti originali a quelli che noi abbiamo provocato in trasformazione. In più abbiamo almeno dati oramai acclarati, oltre il 66% delle aree marine, oceaniche che sono state impattate significativamente dall'intervento umano. Vi tralascio tutto il resto dei dati che poi molti di voi conosceranno. E questo è avvenuto in uno spicchio di tempo banalissimo. E in questo tempo noi dobbiamo solo ringraziare la situazione del clima, perché la dimensione climatica e la dimensione dell'incremento della temperatura è stata sì e no aggirantesi intorno a uno 0,5, uno 0,5 in più, uno 0,5 in meno in questi 11.000 anni, da quando è cominciata, diciamo, l'epoca in cui l'uomo ha lentamente, insomma, all'inizio un po' lentamente, poi sempre più in maniera accelerata ha trasformato il nostro ambiente naturale, che è quello da cui viviamo, senza il quale non possiamo vivere. Allora, perché vi ho fatto tutto questo discorso? Per dirvi che nessuno ha questa concezione, cioè l'idea che noi stiamo sconvolgendo un clima, cioè l'idea, quando si parla di cambiamento climatico, noi non è che dici, sai, stiamo parlando del cambiamento, beh, domani fa un po' più freddo, poi dopodomani, perché piano piano ci abitueremo. Ieri ho visto una allucinante, è registrato tutto, immagino, quindi diciamo, ho visto una cosa da Vespa, no? Che Vespa di queste cose non si è mai interessato. Ha intervistato finalmente uno di Copernicus, che è uno dei, come sapete, dei progetti con le Sentinel, oramai abbiamo i satelliti dappertutto, abbiamo dei dati dappertutto. E lui diceva, ma insomma, questa siccità ci sarà ancora, ce la dobbiamo tenere, come si può reagire a questo? Cioè la percezione, ecco perché tu mi dirai stai andando lontano, ma sto in pratica rispondendo alla tua domanda. Cioè il problema del politico, della cultura del politico, non dico solo del politico, io penso che di buona parte della gente, è che non ha la percezione dei tempi geologici, non ha la percezione dei tempi dell'universo, cioè non so come dire, è una visione che uno non riesce a comprendere perché dice vabbè, ma ti pare che mo noi, io ancora ricordo una volta in una trasmissione che feci quando c'era 8 e mezzo che la faceva Ferrara, no, voi siete troppo giovani, ma insomma, mi ricordo che lui faceva una cosa proprio sul clima e c'era il mitico Lomborg, uno dei negazionisti storici che diceva che non era vero niente, che non era vero. E io con grande calma dirò tutti i dati contrari dicendo ma veramente la scienza è totalmente dall'altra parte. Paolo Mieli faceva un po' il pesce in barile in questa cosa, prendendo più la posizione di Lomborg piuttosto che quella che in qualche modo esprimevo io. E alla fine, Ferrara, finita la trasmissione, che era una diretta, mi prende sotto braccio e mi fa: Ma lei dice un sacco di cose interessanti, eccetera. Ma poi, ma le vorrei dire, ma possibile che noi siamo così delle formichine sulla Terra, abbiamo fatto sto casino? Cioè, io penso che sì, qualcosa è cambiato, cioè io vado a mare, ancora faccio così sull'acqua, mi sembra che l'acqua sia pulita. Cioè, adesso scusate, ho dirozzato, ma per dire che proprio la percezione di capire, di sapere, di comprendere che cosa significhi un territorio, di che cosa significhi vedere un territorio e capire quello che c'è stato della storia di questo territorio, capire che tu... Allora, vi do l'esempio più concreto così ci capiamo subito. L'IPCC, che ha già citato il nostro amico prima, che insomma, ormai immagino tutti conoscono, il famoso panel intergovernmentale delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, ha fatto l'ultimo rapporto nel 2022, adesso è uscito il Synthesis Report. Ebbene, la prima slide che ha messo quando ha presentato le conclusioni scientifiche, perché ci sono 3 volumi, il primo volume è proprio le basi fisiche della climatologia e del cambiamento climatico, ha fatto vedere questa slide è bellissima, dove fa vedere che l'IPCC è nato nel 1988.
Nel 1990 ha fatto il primo assessment report, il sesto l'ha fatto nel 2022. Ebbene, dal 1990 al 2022 noi abbiamo immesso nell'atmosfera la bellezza di 1.000 miliardi di tonnellate di anidride carbonica. 1.000 miliardi di tonnellate di anidride carbonica sono il 41% di tutti i miliardi di tonnellate di anidride carbonica che abbiamo immesso dal 1750 ad oggi. Cioè, in parole povere, questa slide spettacolare ti dice in faccia, cioè siamo nati, cioè le Nazioni Unite hanno messo in piedi sta baracca che siamo noi, la IPCC, cioè la PCC te lo dice questo. Per fare che cosa? Per dire conosciamo meglio come funziona tutto il sistema climatico e vi diciamo che cosa dobbiamo fare. E se i rapporti li hanno fatti per quel motivo, tra l'altro li hanno fatti con lentezza, devo dirvi, il processo decisionale dell'IPCC, anche le conclusioni a cui sono sempre molto caute, molto puntuali, molto precise. Quindi immaginatevi questa cosa. Arrivano e si girano dietro e dicono che abbiamo fatto in tutto questo periodo? Cioè quando dico dal 72 alla terra, dal limiti alla crescita, la terra per tutti, quindi, e chiudo, il vero problema, tu dici come mai in Italia non c'è un movimento, purtroppo a mio avviso anche il movimento verde agli inizi non è stato molto legato al mondo scientifico, cioè la scienza, io non voglio sembrare io non sono un religioso, quindi cioè, lungi da me che ho la fede, il fideismo nella scienza, ma la scienza è un'avventura spettacolare, perché ci consente di riuscire a capire in una maniera più o meno razionale come funziona quello che ci sta attorno. E allora io sono sempre stato affascinato, anche curioso, no, di tutta questa, e quindi sono molto vicino. Non a caso ho messo in piedi una comunità scientifica che veramente ha i nomi più prestigiosi, diciamo, in questi campi e soprattutto nel campo delle scienze del sistema Terra, perché gli scienziati per prima hanno capito che la Terra deve essere vista con tutte le sue sfere interrelate. L'idrosfera, la sfera dell'acqua, ha a che fare con la biosfera, che è la sfera della vita. L'atmosfera ha a che fare con la biosfera e con la criosfera, perché la criosfera è la sfera del ghiaccio, cioè che è uno stato chimico dell'H2O. Quindi voglio dire, tutte queste cose qui sono affascinanti e quello che è uscito fuori è drammatico. Adesso loro ci dicono anche qual è il carbon budget, cioè oggi noi siamo in grado di dire se noi aumentassimo, sapete il famoso 1,5 gradi, no? Se noi aumentassimo di 1,5 gradi, quanto budget di carbonio abbiamo da poter immettere in atmosfera? Ma sono 380 tonnellate 380 miliardi, scusatemi, di tonnellate di anidride carbonica. Noi ne tiriamo fuori 37 l'anno. Cioè, questi in 9 anni ci siamo fregati il budget di carbonio. Ecco perché non ci crede. Cioè, l'1,5 era l'obiettivo dell'accordo di Parigi. Allora capite che vuol dire l'inettitudine della politica di fronte a questo problema? Cioè questo problema, al di là di tutte le cose sacrosante che tu hai risottolineato, che riguardano la disuguaglianza, che riguardano la povertà, che riguardano tutti gli aspetti economici fondamentali in cui stiamo riducendo questo mondo, con i super ricchi che sono sempre più ricchi, perché questo è un problema gigantesco che viene trattato in maniera molto chiara sulla Terra per Tutti. Anzi, apro una piccola parentesi perché vi ricordo che il grande economista Piketty ha messo in piedi un laboratorio sulla disuguaglianza che fa dei rapporti strepitosi. Non solo fa il rapporto annuale sulla disuguaglianza planetaria, ma poi ha fatto recentemente un rapporto su quanto inquinano i ricchi rispetto alle emissioni di gas climalteranti. Sono rapporti fatti con dati molto interessanti, capito? E qui non possiamo stare fermi, non so come dire. Quindi il richiamo alla politica è totale, è totale. Quindi per carità, i verdi saranno utilissimi, importanti, ma tutto il mondo, cioè qui stiamo parlando del futuro del pianeta, pardon, chiedo scusa, del futuro dell'umanità. Il pianeta, come sappiamo, non gliene frega niente, insomma. C'ha 4,6 miliardi di anni, finché la nostra meravigliosa stella non diventerà prima una gigante rossa e poi una nana bianca, perché è una stella di media grandezza,
e quindi ci farà fuori a tutti, perché praticamente con la sua esplosione ci mangerà, come almeno i pianeti rocciosi saranno mangiati, ma si parla di 3-4 miliardi di anni, insomma, diciamo possiamo anche essere, abbiamo tempo. Ma escluso questa visione qui, noi domani, le persone che sono nate oggi, i figli che si stanno facendo adesso, questo è un problema veramente serio. Quindi non è un problema, dice ci deve essere il gruppo verde, questo è un problema che riguarda tutti, ma proprio da mobilitarsi la mattina appena svegli. E invece noi parliamo d'altro, facciamo, c'è il dibattito sugli starnuti, non so come dire. Questa è una cosa vergognosa, vergognosa. E perché tutto questo? Perché la scienza non viene, non so, io sono senza parole. Quindi tu insomma, ritieni che la bassa alfabetizzazione scientifica sia uno dei motivi, diciamo, uno tra i tanti, per cui questi temi qui non entrano non solo nelle formazioni politiche che dovrebbero, non so, penso ai Verdi, no, raccogliere, ma parte della storia dei Verdi italiani è abbastanza accidentata, ma non entra insomma nel dibattito italiano, quantomeno. Visione nella cultura proprio. nella Cioè cultura. io dico perché queste cose qua, cioè uno che diventa un presidente del consiglio, diventa un ministro, cioè, voglio dire, i basilari, io adesso non vi sto dicendo, non è che vogliamo che siamo climatologi, ci mancherebbe, la fisica del clima è bella tosta, cioè proprio sapere alcuni fondamentali, cioè vedere qualcuno che ancora oggi tituba, no, parlando del cambiamento climatico, uno dice ma com'è possibile? Cioè, com'è possibile che ci sia questa... Non si capisce proprio, non si capiscono i tempi della Terra, c'è un'ignoranza, quindi mina le fondamenta qualsiasi ambizione di modernità. C'ha ragione la Bjornerund. Che modernità puoi avere con gente che non ha proprio la più pallida idea di che cosa significano 11.000 anni rispetto ai milioni di... Cioè tu non hai proprio capito il migliaio di anni, i 10.000 anni, il milione di anni, il miliardo di anni. Cioè sono cose che non... E quindi, cioè se tu gli vai a dire a uno di questi che 2 miliardi di anni fa c'è stata grande ossidazione atmosferica, per cui non avevamo la componente dell'ossigeno, oggi abbiamo il 21% di ossigeno nella nostra atmosfera, cioè, sì, queste cose vengono viste così, chi se ne frega, ecco, questo è il nocciolo del problema. Non c'è quella consapevolezza di che cosa significhi questo per un abitante del pianeta Terra. E noi siamo tutti abitanti del pianeta Terra. E veniamo dalla natura, perché siamo fatti come la natura. E se mangiamo, respiriamo e beviamo è grazie alla natura. Se noi distruggiamo la natura, e la stiamo distruggendo, ci facciamo male. Cioè, mi vergogno quasi a dire queste cose perché sembrano banali, sembrano ovvietà. Quindi c'entra molto anche la comunicazione, perché No, certo, no, volevo fare. No, dicevo che insomma alla fine bisogna anche la narrazione, immagino, perché immagino che anche per i politici l'argomento sia faticoso da affrontare perché poi non ha, si pensa sempre al, diciamo, al guadagno del consenso. Però cioè, c'è un modo anche per renderlo più appetibile, tra virgolette, senza no, poi passare come il pessimista di turno o quello che passa e la gente, insomma, anche il lato comunicativo, dico, della politica. Io penso che la scienza sia una cosa talmente bella e affascinante che cioè, basta saperla anche raccontare. Io non so che dirvi perché forse una delle grandi bellezze anche della mia esistenza è stata che proprio con Aurelio, mi ricordo, conobbi Piero Angela proprio alla fine degli anni. Lui aveva fatto il primo programma che si chiamava Dove va il mondo? E poi Nel buio degli anni luce. E in questi programmi aveva tirato fuori i risultati del rapporto sui limiti alla crescita, aveva intervistato Aurelio, aveva intervistato Dennis Meadows e Daniela Meadows, che erano i due autori principali del rapporto, era stato negli Stati Uniti, aveva fatto... E io personalmente ho avuto un rapporto spettacoloso col Piero Angela, tant'è vero che
vabbè, al di là delle cose che poi ha fatto nell'ultima sua trasmissione nei miei confronti, con una intervista che ha fatto, e poi adesso dovrebbe esserci un programma, un Ulisse che lo ricorda, diciamo, quindi. Ma per dirvi, cito lui perché è stata una figura straordinaria nel cercare di far capire le cose. Io mi ricordo quando tanti anni fa, era forse lo sapete che non mi ricordo se era l'89, fece questa cosa bellissima Piero a Torino, al Palasport di Torino, sul cambiamento climatico. Una serata intera, in prima serata su Rai 1, che non ha avuto poi grandi seguiti successivi. Cioè, voglio dire, il raccontare la scienza, oggi come sapete ce ne abbiamo diverse di persone che in televisione raccontano la scienza e lo fanno anche molto bene, insomma. Però sembra sempre come dire, vabbè, io mi interesso un po' di queste cose, cioè, ma senza rendersi conto che quella roba lì riguarda la tua vita quotidiana, riguarda tutto quello che succede durante l'arco della giornata. Mi viene in mente adesso, un Burioni ci vorrebbe, come dire, no, durante la pandemia Burioni dice, ma Fazio ospitava ogni settimana Burioni, che poi si è preso anche una valanga di critiche, però indubbiamente ha fatto un'opera di informazione, insomma, Se mi di livello, consenti, insomma. anche di dubbio, cioè il problema, adesso non voglio parlare di Burioni, però diciamo No, in ma genere per dire, lo insomma, no, come certe scienziato, figure entrano poi ma nella infatti comunicazione. io infatti credo che uno dei problemi che ci sia stato proprio nella comunicazione, per esempio sul clima, visto che stiamo parlando, perché poi è un po' il tema, come dire, la cartina di tornasole, è un po' come dire, la punta dell'iceberg, no? Poi ovvio dietro ci sta tantissimo altro, è dovuto proprio al fatto che lo scienziato come atteggiamento proprio non è che ha la verità rivelata, no? E quindi non si presenta, non è che viene e va in un talk a dire oh ma siete tutti deficienti, vi dico io come stanno le cose, non lo fa perché non è il suo cioè, qualcuno purtroppo ce l'ha, ma questo purtroppo avviene più nella medicina, diciamo che come sempre è un'altra cosa molto delicata anche su cui molte cose non si sanno, ma normalmente l'atteggiamento, poi vi ripeto, ovviamente persone positive e negative ci stanno ovunque, quindi non è che mo voglia santificare tutta la categoria degli scienziati, però voglio dire, lo scienziato di suo ha il dubbio, no? Perché proprio la scienza è fatta anche di dubbio e le cose devono essere messe anche in discussione. Quindi questa cosa non ti dà quell'assertività che invece il politico, basta che fa un tweet, spara una minchiata e chi sta appresso a quella persona crede che tutto quello che ha detto è vero. E quindi non so, forse anche questo è un problema, però sai, questo non potrà, io credo che non cambierà. Ehm, Però non so come dire, io credo che ci sia proprio un problema di lifelong learning, bisogna avere un apprendimento lungo l'arco di tutta la vita, non possiamo pensare, c'è gente che capito, prende un pezzo di carta e finita lì, no? Perché poi fa il suo lavoro, diventa. Io ho fatto tante esperienze in tante università, diciamo, concorsi di formazione, anche per chi fa sostenibilità, eccetera. Qualche volta rimanevo colpito perché sentirmi dire da persone, una volta ho fatto delle cose non cito diciamo i luoghi, ma comunque a una sorta di business school, e veniva da me qualcuno e diceva, è stato molto interessante il suo intervento, eccetera, soprattutto quelle parti lì dove lei ha parlato del diritto internazionale collegato alla questione ambientale, perché io sono avvocato. E io ho detto, ma scusi, e il resto? Cioè, del resto non te ne frega nulla perché sei avvocato. Cioè, dico, cioè, parlando delle altre cose, anzi sforzandosi a far vedere, perché la sfida che abbiamo noi quando facciamo chiacchierate sulla sostenibilità è far capire le connessioni, far capire i legami, far capire come una cosa ha a che fare con l'altra, come tutto è connesso, anche se noi continuiamo a tenerle separati pezzi. E quindi, sai, mi rendo conto che non è facile, è una sfida tosta, però io credo che quello sia le fondamenta, perché la persona media, soprattutto il mondo. Ma guardate, guardatevi i talk show. Io cerco di, oramai cerco un po' di evitarli, ma insomma, se li vedete con un occhio antropologico, diciamo così, no? O sociologico, magari è più corretto, non so come dire, è un continuo tran tran. Io
io penso che la gente comune, vede la siccità, adesso non voglio citare il lago di Garda, cioè dico, sapete meglio di me quello che sta succedendo, soprattutto in queste zone, ma non solo in queste, dovunque sta succedendo una cosa veramente terrificante. La stiamo vivendo tutti, abbiamo tutti la percezione che prima o poi addirittura avremo l'acqua razionata. Cioè voglio dire, e la cosa più interessante l'ho trovata con gli amici dell'Istat, che finalmente in uno degli ultimi rapporti che hanno fatto hanno parlato di morti per clima, ma non morti per clima in Italia perché c'è stata, che ne so, sono morti perché c'è stata l'inondazione, sono stati sepolti dall'inondazione, ma morti di salute. Ci sono dei dati molto interessanti che risalgono già al 2003, quando c'è stata la grande estate lunga fino a settembre, dove i morti per motivi, cioè le persone che hanno qualche comorbilità, che hanno una certa età, eccetera, eccetera, sono poi morti proprio per questa lunga situazione di caldo eccessivo, eccetera, eccetera, che li ha portati allo sfinimento. Ci sono addirittura le cifre, cioè oggi e sarà sempre peggio, sarà sempre peggio, perché il grado e mezzo, come vi ho detto, adesso non voglio sembrare negativo, ma non ci arriviamo al grado e mezzo. Quindi normalmente il tentativo che si sta facendo è ragionare sui 2 gradi. Noi siamo già a 1,2. Siamo 1,2 gradi centigradi di aumento della temperatura media della superficie della Terra. E cosa che è avvenuta tante volte nel passato, ma con cifre, ma abbiamo avuto le glaciazioni, abbiamo avuto, cioè la gente proprio, cioè, capito, quando uno è ignorante di queste cose qua non si rende conto, allora per cui te escono fuori le battute ai dinosauri, no? Perché proprio non c'è proprio la percezione. E per questo io vi ho sottolineato gli 11.000 anni, perché se noi abbiamo avuto la civiltà umana è perché le condizioni di contorno ci hanno consentito di averla. Se questa la gente non lo capisce è grave e noi oggi stiamo mettendo a rischio le condizioni che hanno portato alla civiltà umana. Questo secondo me è il tema numero 1. Fine, cioè il resto è tutto dopo. Quindi il problema che ci dobbiamo porre, come fa una Terra per tutti, è qual è il sistema operativo economico, visto che l'economia la facciamo noi, perché siamo noi esseri umani che decidiamo, cioè il debito economico è ben diverso dal debito ecologico, perché teoricamente se noi dovessimo avere un trattato, uso termini impropri, europeo che risistematizza tutto, fa meno rigore, fa molta più apertura, eccetera, ci risistemiamo anche quelli che sono oggi i nostri deficit, perché c'è una condivisione collettanea di tutti quelli interessati a dire risolviamo il problema in quel modo. Ma un debito ecologico come fai a... Cioè quando io ho gli ambienti distrutti, devastati, esiste una bellissima disciplina che si chiama Restoration Ecology, che è l'ecologia del ripristino, ma la prima cosa che ti vengono a dire chi fa ecologia del ripristino in pratica, ovviamente la banalità che ti dice un qualsiasi medico, è meglio prevenire che curare. Cioè se io quelle aree lì le conservo, le proteggo e non le distruggo e poi le devo in qualche maniera, come dire, far rifiorire a livelli ecosistemici pregressi, spendo molto di meno. Questi ci sono proprio i dati su questo. Quindi anche lì il cervello dovrebbe dire, oh là. Quindi è il buonsenso però un buonsenso consapevole della conoscenza. Se non c'è conoscenza, quindi tu puoi immaginare, io sono convinto che oggi il politico medio di queste cose non si occupa perché non ha la più pallida idea che lui se sta qui, in questa civiltà, in questa cosa qua, perché la terra gliel'ha consentito. Con questo concludiamo. Io vi ringrazio di essere venuti qua, ringrazio quelli che ci seguono da casa, ringrazio Gianfranco Bologna di essere venuto qui, ringrazio Stefano Fracasso. Il libro lo potete acquistare qui sopra in libreria e vi ringrazio. Io farei un applauso a questi i nostri ospiti.